Basta manganellate sugli studenti. È il messaggio che arriva forte e chiaro dalle piazze di Venezia e Padova dopo il venerdì nero, quello di 3 giorni fa, in cui la polizia in tenuta antisommossa ha caricato gli studenti che sfilavano in cortei pro-Palestina per le strade di Pisa e altre città, usando senza alcuna remora i manganelli. Inoltre 400 persone ieri sera davanti a Palazzo Moroni, sede dell'amministrazione comunale a Padova. Denunciamo il problema che questo paese ha con il dissenso e denunciamo il rumore degli spari e delle bombe che stanno cancellando un'intera popolazione, tuona Sofì Volpato della rete degli studenti medi. E Viola Carollo aggiunge: viviamo in un paese che si scandalizza per uno stop al genocidio, risponde alle richieste di pace con violenza, manganella gli studenti che manifestano pacificamente. Quella della polizia è specchio di una chiara volontà politica di repressione. Quanto accaduto a Pisa è gravissimo, denuncia Domenico Amico, coordinatore dell'UDU, Unione degli Universitari di Padova. L'uso della forza così brutale di fronte a studenti minorenni inermi non può appartenere a uno Stato che si definisce democratico. Le continue dichiarazioni che vengono rilasciate dalla destra sono oltremodo vergognose. Chi giustifica la violenza efferata e cerca scusanti non può rappresentare le istituzioni del nostro paese. Al presidio, lanciato dalla rete degli studenti e dall'UDU, hanno aderito moltissime associazioni e realtà politiche come Partito Democratico, CGIL, Comunità Palestinese del Veneto, ANPI, Lega Ambiente, PC, Coalizione Civica, Ultima Generazione e Rifondazione Comunista Libera. Presente anche il deputato del PD Alessandro Zan, che dice: il sovranismo di Giorgia Meloni e quello di Orban sono la stessa cosa, c'è un vero e proprio patto politico, non possiamo fare sconti, porteremo Meloni e Piantedosi in Parlamento dove dovranno per forza rispondere di quanto accaduto. Questo è Sveglia Veneto, il primo podcast dedicato all'informazione vista da Nord-Est. Io sono Jack Calcetto, oggi è lunedì 26 febbraio 2024, il podcast con la rassegna stampa di tutti i quotidiani locali del Veneto ritorna dopo qualche giorno di stop e partiamo con la prima notizia del giorno che riguarda la protesta contro i manganelli. Le piazze venete. Abbiamo letto le prime colonne dell'articolo di Rocco Currado sui quotidiani del gruppo NEM. Basta con i manganelli, in centinaia a Padova contro la violenza di Stato. Studenti, ma non solo, davanti al comune. A Venezia compare uno striscione invece a Rialto. La notizia con le foto naturalmente delle piazze e delle manifestazioni è su tutti i quotidiani locali. Vediamo il Gazzettino: da Roma al Veneto sfilano gli studenti, corteo al Viminale cantando Bella Ciao, a Padova in 700 davanti al municipio, proteste anche a Venezia e Verona. Manifestare è un nostro diritto, dicono gli studenti. E ancora l'Arena di Verona: basta manganellate sugli studenti, la protesta dei ragazzi a Rialto. Gli studenti universitari si mobilitano. Laura Bergamin, coordinatrice dell'UDU Verona, dice: le scuole diventino luoghi di discussione e dibattito per aumentare la capacità critica di tutti. Insomma, questo per quanto riguarda le proteste dopo l'ultimo episodio, quello di Pisa, in cui la polizia ha ancora una volta usato la forza e i manganelli per mettere a tacere un corteo di studenti. Ma proseguiamo con la rassegna stampa di oggi e ripartiamo dal Gazzettino, dove in un articolo di Alda Vanzan si fanno i conti sul bollo auto. In Veneto stimati 630 milioni di euro. Parte la nuova campagna bollo auto. La regione del Veneto rilancia la campagna di comunicazione per informare gli automobilisti che la tassa va pagata, un'attività che l'anno scorso ha dato lusinghieri risultati. Nel 2023, dice l'assessore regionale al bilancio Francesco Calzavara, gli incassi della tassa automobilistica, sia ordinari che da accertamento tributario, hanno visto un significativo aumento complessivo. In particolare le entrate ordinarie incassate nel mese di gennaio hanno visto un incremento del 9,34% rispetto al medesimo periodo dell'anno 2022, mentre nel mese di agosto si è visto un incremento del 16,55%. Merito, secondo l'assessore, anche di una campagna di
comunicazione svolta con modalità professionali sulla tassa automobilistica e i servizi regionali, e anche la postalizzazione sul territorio di accertamenti tributari relativamente a 2 anni di imposta successivi, 2020 e 2021, nel corso del periodo gennaio-luglio 2023. Di qui la decisione di ripetere la campagna di comunicazione a mezzo stampa, web e radio. L'incarico è stato affidato alla società in-house providing della regione Veneto Innovazione. La spesa prevista è di 80.000 euro. Il gettito da bollo auto in Veneto per il 2024 è stimato in 630 milioni di euro. Insomma, ricordatevi di pagare il bollo auto, anche perché altrimenti arriverà l'accertamento tributario. Ma voltiamo pagina e torniamo a parlare della politica regionale, la questione del terzo o quarto mandato. Troviamo una notizia sui quotidiani del gruppo NEM a tal proposito. Martella, segretario regionale del Partito Democratico, dichiara: la Lega vuole solamente il salva Zaia, non possiamo sostenere riforme ad personam. Il colloquio con il segretario appunto del PD del Veneto è firmato da Albino Salmaso, giornalista dei quotidiani del gruppo NEM. Terzo mandato, il segretario del PD Veneto chiude la porta a Stefani, coordinatore regionale della Lega. Dice: Zaia, da vice di Galan a oggi, governa da 17 anni, una enormità naturalmente, e aggiunge il segretario del PD: nessuna divisione del Partito Democratico sul tema. Quindi Martella chiude la porta alla Lega, niente riforme ad personam, assolutamente no al terzo mandato e a quella che sarebbe quindi una norma salva Zaia, la definisce così. Ma voltiamo pagina, ancora altre notizie. Ci spostiamo sulle pagine della Arena di Verona, dove troviamo una notizia legata alla guerra, al conflitto in questo caso in Ucraina. 1.000 ucraini sono ancora a Verona. Nel 2023 aiutate 92 famiglie. 2 anni fa erano stati accolti 2.000 profughi, la metà sono rimasti. Donati 18 milioni di euro soltanto appunto dal veronese, 2 milioni di euro in farmaci. L'assessore comunale Jacopo Buffolo partecipa alla manifestazione che si è tenuta in piazza Bra e dichiara: il comune vi è vicino. Voltiamo pagina ora e chiudiamo la rassegna stampa di oggi con alcune notizie flash. La prima la troviamo sulla Nuova Venezia, uno studio dell'osservatorio Domina sul lavoro domestico con i dati del rapporto 2023 fa emergere che oltre 14.000 badanti nel veneziano sono presenti, ma solo 1 su 2 lavora in regola. Sono donne nel 90% dei casi, l'età media è 50 anni, sono oltre 4.000 i contratti da colf. Appunto 14.000 le badanti complessivamente, solo 1 su 2 ha contratti di lavoro regolari, quindi metà delle badanti sono irregolari. Con la crisi c'è più sommerso, questa l'analisi dell'osservatorio Domina. Nel veneziano 7.000 le badanti regolari, altrettanto sono stimate le irregolari e la crisi aumenta il sommerso. L'articolo è di Mitya Karin per la Nuova Venezia di oggi. Torniamo sulle pagine dei quotidiani del gruppo NEM invece per una notizia che riguarda la scuola. 2.000 insegnanti in pensione a fine anno, l'ambiente è ostile, i concorsi non bastano e il 40% del corpo docenti è precario, in crisi soprattutto le materie scientifiche. Luigi Zennaro, vicepresidente dei dirigenti scolastici veneti, dichiara: la categoria è esasperata da mail e messaggi continui dei genitori con le richieste più varie. Sono 10.500 i professori andati in pensione negli ultimi 4 anni in Veneto, 111 le reggenze nelle scuole venete all'inizio di questo anno scolastico. Ma appunto per fine anno è previsto un massiccio pensionamento in Veneto. I quotidiani del gruppo NEM pubblicano i dati di tutte le province e di tutte le scuole di ogni ordine e grado, con la situazione appunto dell'organico degli insegnanti e anche del numero di alunni per docente nell'anno scolastico in corso. Nella scuola
dell'infanzia, questo dato a livello regionale di 10,28 alunni per insegnante, alla primaria 10,72, alla secondaria di primo grado, le scuole medie 11,47, alle scuole superiori 11,62 alunni per docente. Per oggi è davvero tutto, grazie per aver ascoltato questa puntata di Sveglia Veneto, a tutte e tutti voi una buona giornata.